Ehi, chi è quel pezzo che ha lasciato questa maledetta porta aperta? Oh, tutti spaparacchiati, lavoro solo io stasera? Nel pomeriggio abbiamo lavorato noi però. Sì, ma per un nobile scopo. Una rottura di palle. Che ti darà un posto in paradiso. Hai noleggiato il vestito da Babbo Natale? Sì. A che ora arrivano quelle piccole bestie? A luna più o meno. Terrificante. Pronto? Come? Chi? Barbara, è per te, un'interurbana. Chi cavolo sarà? Attacca, prendo la comunicazione di là. Volete piantarla, cretini? Non riesco a capire un accidente. Pronto? Mamma, sei tu? Non sento niente. Centralino, mi avete passato un'interurbana, ma deve essere caduta la linea. Veda un po'. Sì, grazie. È tardi. Aria! Via gli uomini. Ci vediamo domani prima che vengano i bambini. Sì, signorina, aspetto sempre. Pronto? Ciao, mamma, ora ti sento bene. No, abbiamo avuto un po' d'amici in casa. Ma va, giusto un goccetto. Non sono pronta, ti dico. No, ho avuto alcune cosette da fare nel pomeriggio. Volevo prendere il treno dalle 7:20 in città, ma non ce l'ho fatta. Sì. Sì. Uno chalet in montagna. Mica male l'idea. Prendo un bel maschione e tiraturco. Meglio di no. Perché meglio di no? Ce n'hai un altro nuovo lì con te. Ciao. Però alla tua età riesci a reggere un bel ritmo. Alla prossima settimana. Ok. Telefona prima di venire. Devo far digerire il rospo ai miei. D'accordo. Dai, mamma, non rompere. Ci vediamo. Buonanotte, ciao. Ciao, domani. Ehi, Chris, aspetta, ti do un passaggio. Stavo per chiedertelo. Grazie comunque, eh. Ciao, a domani. Sì, le rimetti il disco di Natale. Vi va di andare a sciare per qualche giorno? Magari, Barbara. Mia madre ha preso uno chalet a Mount Holly. Facciamo un'imbarcata generale? Ma dici sul serio? Sicuro. Tu vieni, Claire? No, grazie, Barbara. Ho già un altro programma. Oh. Rispondo io. Tieni un attimo. Pronto?
Pronto? Pronto? Ehi, state un po' buone. È di nuovo quello, il gorgogliatore misterioso. È un gallinaccio ubriaco. Secondo me è un maniaco. Ma no, sciocchina, non lo senti? È Babbo Natale che ci chiama per avvisarci che ci sta portando i balocchi. Porca puttana. Apri le gambe e te lo sbatto dentro. Troia. Fa schifo, ma te la mangio lo stesso. Dai, apri le cosce. Florida, Troia, Troia, ti piace la mia lingua? Te leggo tutto. No, non ti toccare, Troia, che ci sono qua io. Ci penso io a farti godere altri. Apri bene, ti fa impazzire la mia lingua. Molto poetico. E adesso lavora un po' tra le mie gambe, su, prendilo. Prendilo e comincia piano piano, delicatamente. Di un po', maiale, perché non vai a prenderlo tu delicatamente nel culo? E che ti piace il mio cazzo? Di che lo vuoi? Prova a chiederla a quella zoccola di tua sorella e se non ci sta, fatti tua nonna che lo scambierà per una supposta. Te lo metterò anche lì dappertutto. Ma va a farti fottere, stronzo! No, verrò ad ammazzarti. Beh, la superlingua colpisce ancora. La lingua più veloce dell'West. Per me è un malato. Però non dovresti provocare uno squilibrato del genere in quel modo. Capirai, son frescaccio. In città ne ricevo 2 al giorno di telefonate del genere. Sì. Intanto giorni fa hanno sverginato una ragazza in città. Tesoro, non esistono cittadine da sverginare. Guarda che sei tremenda, Barbara. Ma dai, questo è un club per studentesse, mica un convento. Vado a fare le valigie, ci salutiamo dopo. Claire, lo sai com'è fatta, non te la prendere. Ma no, Jess, figurati. Solo che devo finire davvero di fare le valigie. Non è che le hai dato molto tempo per adattarsi al tuo frasario sboccato. Ah, le vergini di professione come lei bisogna pur svegliarle. C'è nessuno che mi dà una mano lì dentro? Ragazze, E parlando di vergini di professione, ecco Miss Mondo Superbuffa, classe 1891. Oh, da dove viene, signorina Meg? Sono stata a farmi succhiare il sangue. Io dico che Dracula è roba da ridere con fronte ai negozianti sotto Natale. Sono una tale manica di vampiri. Venga, c'è una bella sorpresina. Piano, piano, che sono cadavere, i piedi come due melanzane. Ciao, Migione. Su, devi toglierti, dai, ho da fare. Bello, Migione. Che cosa mi racconti, eh? Che c'è? Vuoi restare sul morbido, eh? Dunque. Ecco, vediamo un po'. Devo prendere, sì. Micio, dove ti sei cacciato? Sei lì? Ma dove sei? Salta fuori, su, dai. Micio. Micio.
ragazze mie, è veramente deliziosa. Abbiamo indovinato, eh? Sì, e anche il colore, giusto. No, è davvero deliziosa. E robusta. Può fare anche da cintura di castità. Avanti, signorina Beck, se la provi. Sì, la provi. Mettermela. Ragazze, mica vado a letto. Ma niente, sopra il vestito. Coraggio, faccia vedere, coraggio. Va bene, me la metto. Che audacia. Vuoi qualsiasi cosa. Brava. E poi è Natale. La roba che avete lasciato. Dammi una mano, c'è un sacco da fare. Brave. Anche tu. Il resto penso io. A letto? Tu dritta a dormire che è una faccia che abbraccio. Mi raccomando, Buonanotte. Domani sai che giornataccia con quei ragazzini. Lettera B per bevuta. Eccoti qua, bella mia. Jess, voi tutte siete tanto buone con me. Ma perché se lo merita? Sì? Pronto? C'è Jess, per favore. Sì, te la chiamo, Peter. Jess è per te, è Peter. Pronto? Ciao, com'è andato il party? Ah, simpatico. Peccato che mancavi tu. Mi sono piazzato al piano e ho studiato come un pazzo. Sai che ho l'esame tra Lo so. Jess, cara, non dimenticarti di spegnere le luci, Ah, Peter, guarda che ho bisogno di parlarti al più presto. Ah sì? Molto misterioso. Che succede? No, niente di importante. Una cosa che devo dirti. Perché non me la dici adesso? Perché voglio parlarne a quattro occhi con calma. Senti, ho passato 3 notti in bianco a squarciarmi su una partitura. Non mi va di giocare ai quiz. Sì, tesoro, ti vengo a trovare domani, d'accordo? Come vuoi. Sono nella sala dell'auditorium tutto il giorno. Va bene, vengo verso le 2. Jess, scusami se sono un po' brusco. Ho i nervi a pezzi, cerca di capire. Certo che ti capisco. Ti amo. Lo so. Da domani, tesoro. Ti aspetto. Buonanotte. Gesù, va a finire che me la devo mettere sul serio. Claire? Claire? Mia bambina, tienti al cuore
la bambolina, alla nanna che il tuo papà un sogno lieve e se non ti dà. Buoni ragazzi, non tirate le palle di neve. Oh, grazie. Li scusi, sono scatenati, non riesco a reggerli, mi dispiace. Dispiace più a me. Mi sono già scusato, che altro vuole? Ah, dica... Non vorrei farle perdere tempo, vedo che ha da fare, ma forse lei può aiutarmi. Il fatto è che io avevo appuntamento qui con mia figlia a Luna. È passata mezz'ora e ancora non la vedo. Si chiama Claire Harrison, la conosce? Claire Harrison? Beh, sì, conosco una Claire. So che vive in una specie di club per studentesse che ha una sigla. Si chiama... K, mi sembra. Ma sì, certo, Claire della banda di Barbara e Soce. Ce n'era qualcuna di loro qui in giro oggi, ma Claire non l'ho vista. La villa è appena fuori città, le dico come arrivarci. Babbo Natale, ma insomma! S'era detto di andare in montagna a passare un weekend, sì o no? Porco Giuda. Sì, ma la festicciola per questi bambini era già stata fissata. E quindi chi ci rimane fregato è il sottoscritto, al diavolo. È vecchio e brontolone. Non saprei proprio, signor Harrison. La sua valigia è lì pronta. Immagino che volesse passare le feste a casa. L'ho vista ieri sera ed è strano che non ci sia, perché oggi le ragazze danno una festa di beneficenza per i bambini meno abbienti del quartiere. Ma che bravo. Comunque non mi piace affatto l'atmosfera che circonda mia figlia. E intendo cambiarla al più presto. Chi è questo? Beh, quello è un amico di Claire, un gran bravo ragazzo, sa, vive in città, si chiama Chris Aydin. Mia figlia è venuta qui per studiare biologia. Non il Kama Sutra. Oh, ma Claire è una ragazza a posto, signor Harrison. Non si faccia delle idee sbagliate per quel che vede, sono tutte per bene qui. Sarà andata di sicuro a fare qualche spesa di Natale. Ah, senta, dato che stavo uscendo anch'io, possiamo dare un'occhiata in giro se crede. Conosco i negozi dove vanno le ragazze. Andiamo pure, d'accordo. Sarò lieto di accompagnarla. Ah. Ah, lei è davvero molto cortese, signor Harrison. Attenda che prendo la borsa. Io ho mandato qui mia figlia a studiare biologia, non il Kama Sutra, che razza di discorsi. Ma che stronzo. Come se io fossi responsabile della moralità di tutte quelle che bazzicano questo mezzo bordello. Arriva un fesso e crede di poter raddrizzare la torre di Pisa con una spintarella. Io faccio del mio meglio. Che cavolo si aspetteranno da me questi rompicoglioni? Che strazio. Claude? Dove sei, amore della mamma? Claude? Qui? Micio. Vieni, Micione, vieni a salutare la tua mamma. Sei laggiù, Claude? Oh, santo cielo, Claude, guarda cosa mi hai fatto combinare. Figlio di...
Vieni un po' qui, Claude. Qui, micio. Andiamo, Claude, io me ne vado, Corri, tesoro. E allora va a farti fottere, gatto di merda. Ah. Lei è squisitamente cortese ad accompagnarmi, signor Harrison. Sarà un vero piacere. Sono incinta. Cosa? Aspetto un bambino. Jess, ma è meraviglioso. Io non lo voglio. Come non lo vuoi? No. Voglio abortire. Non puoi decidere da sola. Devi chiedere anche a me, non ti pare? Non volevo neanche dirtelo. Jess. Io lo voglio invece quel bambino. No, Peter, non posso. Oh, Cristo, Jess. Non pensi a nessuno tranne che a te stessa. No, ho pensato a tutto e a tutti e agisco in piena coscienza. Lo sai quanto è importante questa sera per me. Sì, lo so. Lasciami tranquillo. Jess. Comunque ne discuteremo più tardi. Non c'è niente da discutere, Peter. Ce n'è come? È inutile, tanto non cambio idea. Vedremo. Vengo da te alle 9. Va bene. Alle 9. Ciao. Ma no, cara. Ora non stare a preoccuparti. Sì, ho parlato con tutte le sue amiche. Sarà in giro a fare qualche spesa. Giovanotte. Beh, è chiaro, se non la vedo tornare mi rivolgo subito alla polizia. Certo. Beh, no, non credo che ce la faremo ad arrivare per cena. Chissà quando viene, Claire. Questo ragazzino è infernale, trinca come una spugna. È un po' brillo, Sì. Arrivederci. Pronto? 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 Oh no, ancora quell'idiota. Billy? Oh, mi spiace, guardi che ha sbagliato numero. Quello che voglio sapere è che cosa ne hai fatto del piccolo Billy. Che cosa ne hai fatto? Ma ha sbagliato numero, le ripeto. Dove hai messo il bambino? Dov'è Billy? Le dico che ha sbagliato numero, mi lasci in pace. Cosa ne hai fatto del piccolo Billy? Parla, parla! Puttana! Invece di star lì come salami, non potreste darvi un po' da fare? Ma ha ragione Bill, la state prendendo un po' sotto gamba questa faccenda, mi Mandatemi pare. qualche pattuglia, qualche auto fuori, cercatela, fate qualcosa, insomma. Invece di scrivere, muovetevi, no? Ora state zitte, silenzio. Volete parlare una alla volta, sì o no? Allora che accidente pensate di fare? Lavativi? Tu, chiudi il becco. Io invece parlo quanto mi pare. Comunque, becco ci sarai tu. Taccia, la prego. Dunque, signor Harrison, se lei è convinto che sua figlia sia scomparsa, riempia questi moduli. Non so se può esserle di consolazione, ma il 90% delle studentesse che spariscono si ritrovano poi dentro qualche letto con l'amichetto di turno. Grazie. In effetti non è molto consolante.
Oh, signorina Mac, dia qui che l'aiuto. Grazie, cara. Dovrò andarlo a prendere io, Reynolds, per fargli aggiustare questa porta. L'avrò chiamato almeno 100 volte, quel figlio di puttana. Ma lo sa, signorina? È arrivata un'altra di quelle telefonate proprio adesso. Ah, davvero, cara? Deve essere il solito maniaco. Diceva delle frasi senza senso. Oggi è stato qui il padre di Claire Harrison. L'hai saputo? È partita, Claire? Che stupida, non l'ho neanche salutata. Beh, potrai sempre farlo. Non è mica partita, però non si sa dove cavolo si è nascosta. Non la troviamo più. Pensavo che fosse giù alla festa dei bambini. Eppure una l'avevo ficcata qui, porca miseria. Ah, eccoti qua, bella di mamma. Che diavolo. Sempre vuote. Scusi, signorina. Può darmi il telefono del vostro club? Per favore. Sì, certo. Fellazio 6923. Fel cosa? Fellazio. È il nuovo prefisso della zona. Mai sentito. Detti un po'. FE maiuscolo. LLA TIO minuscolo. Grazie. Don't mention. Stop! Ciao, Jess, dimmi. Hai visto Claire oggi? No, andava dai suoi. No, non è partita. Nessuno sa dov'è. Ma stai scherzando? Io credevo che fosse con te, o che almeno tu l'avessi sentita. No, l'ho salutata ieri sera. Beh, suo padre è venuto a prenderla oggi a luna, ma Claire è scomparsa. Così è andato con Phil e Barbara a denunciare il fatto alla polizia. E che hanno detto? Non si sono agitati un granché. E perché? Non lo so. Pensano che sia solo andata a letto con qualcuno. Vede, tenente, mia figlia doveva andare fuori per le vacanze di Natale, ma a scuola avevano organizzato un concerto per la direttrice oggi pomeriggio e... Scusi, Janice suona il clarino ed è rimasta. Quando non l'ho vista tornare a casa ho telefonato subito agli altri ragazzi, a tutti gli amici, e invece non l'avevano vista per niente. La mia bambina ha solo 13 anni, tenente. Mio marito fa il rappresentante, sempre fuori, e così sono venuta io qui. Ha fatto bene, ma è davvero così insolito per Janice tardare qualche ora, signora Quay? Non è mai successo. Doveva tornare a mezzogiorno per impacchettare i regali per suo padre. Tu, figlio di buona donna, tappati quella bocca mertosa e rispetta le ragazze degli altri. Ma di che diavolo parla? Ciao, Chris. Come sta tuo fratello? Ken, senti un po' una cosa. Che succede? Io voglio sapere perché non fate niente per ritrovare Claire Harrison e perché quel pipolco si permette di sputtanarla dicendo porcherie sul suo conto.
Sei molto amico di Claire Harrison. Certo, è la mia ragazza. Ah, questa è Jess. Abita insieme a Claire nello stesso club. Accomodatevi da me. Ne esce il fascicolo della Harrison, per cortesia. E riattacca questo. Insomma, qualcosa dovrà pur mangiare, signor Harrison. Tanto tirar la cinghia fa male, non risolve proprio un bel niente. No, grazie, davvero, signorina Mac. Non ho appetito. Non riuscirei a mandar giù un boccone. Io penso che dovrei darmi da fare, ma non so come. Oh, la smetta di tormentarsi, signor Harrison. Il meglio che può fare è restar qui stanotte e vedrà che prima o poi si farà viva. Aspettare con le mani in mano è da diventare matti. Lo sa lei? È una cosa che sembra incredibile, ma lo sa che c'è una specie di tartarughe che... Dicevo che ci sono certe tartarughe che possono scopare per 3 giorni filati senza mai fermarsi. È un dato scientifico, sa? Come cazzo faranno? Io non ci sono mai riuscita. Barbara, cara, io... No, mica scherzo. 3 giorni, sempre dentro. Boom, boom, boom. Ma vi rendete conto? 3 giorni. A me già mi va bene se duro 3 minuti. E mica l'ho letta sta storia. Sono andata al giardino zoologico e le ho viste. Era quasi arrapante. Beh, naturalmente non è che io... non è che io sono stata lì 3 giorni a guardare. Sono andata in un altro recinto a vedere le zebre. E quelle sono peggio dei conigli, ci mettono 30 secondi. Eiaculatio precoce. Credete sia colpa mia, vero? Non dire stupidaggini. Non sono scema. Lo pensate e come? Non sono tanto rinco da non capirlo. Ditelo che l'ho disgustata e costretta ad andarsene. Così se è morta direte anche che l'ho ammazzata io. Barbara, per l'amor di Dio. Ma sì, non fate gli ipocriti, ve lo leggo negli occhi lontano 1 chilometro. Barbara, hai bevuto un po' troppo. Il signor Harrison... Ma vada a farsi fottere, signor Harrison! Andate tutti a farvi fottere in questa casa! Mi avete rotto con le vostre tacite accuse! Barbara, perché non vai di sopra e ti riposi un pochino? Tu sta zitta e voi lasciatemi in pace! Bastardi schifosi, è colpa mia, vero? È tutt'oggi che vi guardate con certe facce. Barbara, sei ubriaca. Vattene a letto. Sì, certo. Notte. Niente di nuovo? Sì. Dov'è il signore? È in sala da pranzo. Non faremo tardi, signorina Mac. Bene, caro. Buonanotte. Ah, Phil! Phil! Non è successo niente a Claire, vedrai. Speriamo. Ah, volevo solo dirti che vado a casa di mia sorella a passare le feste, quindi può darsi che io non ci sia quando tornate. Sì, d'accordo. Ah, magari di un'occhiata a Barbara prima di uscire in uno Ma stato. certo, cara, voi fate le brave. Stia tranquilla, signorina.
La signora Quine e il signor Harrison ringraziano di cuore tutti voi per essere usciti a quest'ora di notte col freddo che fa a dare una mano. La signora Quine ci ha detto che sua figlia, Janice, abitualmente passa da questo parco per tornare a casa da scuola e forse l'avrà fatto anche oggi. Quindi cominceremo le ricerche da qui setacciandolo per bene. Al mio ordine vi riunirete tutti a gruppi al margine sud del parco e ogni gruppo avrà a capo un agente. Partirete contemporaneamente sparpagliandovi in modo uniforme, non ammucchiatevi. Abbiamo anche dei cani, se sentissero delle tracce, seguiteli senz'altro. Lasciateli lavorare, ma stategli sotto. George e Colin, voi due restate ai bordi con le motoslitte. Potreste disturbare i cani e non andate a più di 10 miglia all'ora o perderemo i contatti. È inutile dire che se qualcuno trova qualcosa senza toccare nulla, deve farmi avvertire immediatamente. È tutto chiaro? Ci sono domande? Bene, andiamo. Io coi maschi non ci gioco, vogliono tutto e danno poco, ho un altro amor focoso che è molto spiritoso e mi scalda il cuore. Ma sì, ti ho sentito! Claude? Claude. Claude? Micio, micio, micio bello. Claude! Claude? Dove cavolo sei? Cose da pazzi. Come ci sei finito in soffitta, tonto? Ma tu... Arrivo, che Dio ti fulmini un momento, no? Claude, sei qui dentro? Ma porco mondo, come accidenti hai fatto a infilarti qui? Claude! Claude, guarda che acrobazia mi fai fare. Uno di questi giorni dovrò pur dargli una pulita a questo lettamaio. Claude? Claude! Non riesco a vedere un piffero. Micio di mamma? Gatto della malora, fa che ti becco e ti sistemo io. C'è nessuno qui? C'è nessuno in casa?
appuntamento con Peter e sono già in ritardo. No, freddo Tanto cane. veniamo subito anche noi, Jess. Sono surgelata. Bene, allora ci vediamo Se là. ci sono novità ve lo facciamo sapere. Janice! È la mia bambina! Aspetti, signora. Janice! Signora, aspetti. Janice! Stia calma! La bambina! Janice! Pronto? Pronto? Ma chi parla? Insomma, chi è lei? Che cosa vuole da noi? Florido, Billy! So che sei ancora lì brutto cattivo. Fatti sentire avanti, rispondimi! Perché dice così? Per l'amor di Dio, che cosa sta facendo? Io lo so quello che hai fatto, Billy! Sei una sporca troia! Una troia! Basta! Ora vengo lì, ti faccio godere e poi t'ammazzo! Signorina Mac! È in casa, signorina? Signorina Mac, è di sopra? Pronto, polizia? Voglio denunciare di aver ricevuto delle telefonate minatorie. E vorrei sapere che cosa potete fare. Sì, aspetto. Ma faccia in fretta, la prego. Peter, santo Dio, ma così mi fai venire un infarto. Che ho un bizzitto zitto alle spalle. Ah, sì? Beh. Anche tu mi hai fatto venire un colpo. Perché gridavi tanto? Sai, mi ero addormentato di sopra. Non ti secca, vero? Stavo ibernandomi là fuori ad aspettarti. Sì, scusami, sono un po' in ritardo. Già. Claire Harrison è scomparsa. Ero fuori con la polizia e altra gente a cercarla. Sì, pronto? Molto nobile. Senta, devo fare una denuncia. No, è una cosa urgente. Com'è andato l'esame? Come pensavi anche tu. Peter, a che razza di gioco stai giocando? Credevo che tu mi volessi parlare. Perché non la pianti di essere acido e cerchiamo di fare il punto su tutto da persone ragionevoli? Sì? Ma mi lasci parlare? Sergente Nash, si calmi, signorina, mi dica pure. Ah, sì? Qual è l'indirizzo? 6 Belmont Street. Quante telefonate? Ha reclamato alla compagnia dei telefoni? Ah, ecco. 2 ora siamo impasticciati di brutto. Hanno ammazzato una ragazzina nel parco e... Non so quando potremo mandarle un agente, ma forse si tratta solo di un suo amico in vena di scherzi.
Sì, bene, comunque prendo nota e appena posso le mando qualcuno. Ora no, mi spiace, signorina. Uff. Jess, cosa succede? Hanno trovato una uccisa nel parco. Cosa? Quelli che stavano cercando Claire hanno trovato una ragazzina assassinata. E di Claire ancora niente. Oh, quella starà benone. Tu credi? Jess, lo so che sei sconvolta, ma io devo dirti una cosa importante. Voglio lasciare il conservatorio. Oh, Peter. No, niente, Peter. E cerca di capirmi una buona volta. Ho vissuto tra 4 mura per 8 anni e ora non ne posso più. Sono stufo di fare il monaco di clausura ed osservare delle regole anche per andare al gabinetto. E ho deciso. Pianto il conservatorio e noi due ci sposiamo. Non dici niente? Ti ricordi quando ci siamo conosciuti? Mi raccontasti che studiavi per diventare concertista, che era il tuo scopo nella vita. E io ti raccontai tutti i progetti che avevo poi nella vita. Beh, io intendo sempre realizzarli. Non puoi chiedermi di rinunciare alla mia vita, di buttare a mare tutte le mie ambizioni solo perché tu hai buttato a mare le tue. Mi serve tempo ancora. Così non posso sposarti. Ma certo che puoi. Che differenza c'è? Anche se ci sposiamo, tu puoi sempre fare quello che sognavi. Sì, Peter. Ma io non voglio sposarti. Ho capito. E per il bambino? Non volevo seccarla per quella fesseria. Fesseria, eh? Il 6 di Belmont Street. È lì che abita sua figlia? Sì, proprio lì. Una ragazza della scuola media è stata uccisa. La figlia del signor Harrison è scomparsa. E ora nella casa dove vive le amiche di Claire ricevono delle telefonate minacciose e oscene. Non credi che sarebbe bene indagare, Nash? Beh, tenente, penso che sì. Grazie. Grazie, Ken. Senti, Nash. Sì? Ti dispiace un attimo per piacere? Mi dica, tenente. Cos'è questo? È il numero del club delle ragazze. Fellazio. È un nuovo prefisso. FE. Un nuovo prefisso. Sì, Fellazio. Me l'ha dato una delle ragazze che erano qui oggi. Ah, una ragazza. Sì. Nash, secondo me tu hai bisogno di istruzioni scritte anche per pulirti il sedere. Ah, ho capito. È una parolaccia, eh? Quella m'ha fregato. Sei un'egoista schifosa. Parli di uccidere il nostro bambino come di tagliarti le unghie dei piedi. Ecco, adesso lo vedi perché non volevo dirtelo. Che cosa cerchi di farmi? Cosa stai facendo tu a te stesso?
Jess, una cosa comunque è sicura. Puoi togliertelo dalla testa di abortire. E tu togliti dalla testa di dirmi quello che devo o che non devo fare. Jess, se ti fai quel raschiamento io... Sarà meglio che tu te ne vada. Guarda che se so che l'hai T'ho fatto... detto d'andartene. Te ne pentirai, te lo giuro. Ciao. Chiamo Jess. Jess, qualcosa non va? No, tutto bene. Niente di Claire. No, ma c'è qui la polizia per quelle telefonate, sai. Ah. Jess, questo è il tenente Fuller. E lei, scusi? Graham, Bill Graham. È lei che ha telefonato per fare la denuncia? Sì. Bene, noi dovremmo mettere il suo telefono sotto controllo, ma ci serve un permesso scritto per farlo, se lei è d'accordo. Certo. Allora procedi pure. Io intanto vorrei vedere la stanza. Venga. Dov'è il telefono? C'è un apparecchio in soggiorno e uno lì nell'ingresso. Grazie. La stanza di Claire è sopra. Quante ragazze abitano in questa casa? Di solito siamo in 10, ma per le feste siamo rimasti in 3. Pronto? Sono Graham dal 6 di Belmont. Sto allacciando il 559-614 che va tenuto sotto controllo. Bene. Stasera ho ricevuto una telefonata da una persona che pensava avesse sbagliato numero, ma poi ha incominciato a urlarmi contro. Chi è stata l'ultima di voi qui ad aver visto Claire Harrison? Io ritengo. Quando? Più o meno. Ieri sera, alle 10:30 circa. Lascia sempre la sua stanza così che lei ricordi. Beh, sì. E questo? C'è stata una piccola riunione con degli amici. Ha bevuto parecchio? No, quasi per niente. Ha qualche problema o rogna sentimentale che voi sappiate? Chi, Claire? Per carità. Con chi si vedeva oltre che con Chris Hayden? Con nessuno. Sicure? Mm-hmm. Bene. Così lei è stata l'ultima a vederla in onore X stamattina. Ieri sera. Ah sì, ieri sera. E questa mattina non l'ha vista nessuno? No. Io no. Le altre ragazze sono fuori per le vacanze. Posso avere i numeri telefonici per poterle rintracciare? Certo, li ha la signorina Mac di là. Chi è la signorina Mac? La nostra governante. C'è nessun altro in casa adesso? Sì, un'altra ragazza, Barbara Collard. Sta dormendo in camera sua, non si sentiva molto bene. È quell'angioletto che è venuto con lei alla polizia? Sì. Beh, alla larga. La lasceremo dormire. E grazie. Vi ricordate se qualcuno ha fatto delle consegne ieri o fatto dei lavori in casa? Qualche operaio? Non credo, comunque la signorina Mac dovrebbe saperlo. Mi avete detto che dalla sorella c'è il numero qui? Sì. Graham, come andiamo? Hai finito? Sì, ho allacciato questo telefono ad una linea della polizia. Quando squilla qui, squillerà anche da noi. Io sarò alla centrale telefonica e controllerò il luogo da dove proviene la chiamata. Ci sono altri telefoni in casa? Ne ha uno la signorina Mac. Sì, ma è un altro numero e non hanno mai chiamato su quello. Ah, una cosa. Tenete in linea quel tizio più a lungo possibile. Per rintracciare il numero che chiama mi ci vuole un po' di tempo. Non sarà piacevole, ma... Ragazzi, venite un attimo. Vedete quella macchina là? Sì. Dentro c'è uno dei nostri. Quindi potete dormire tranquilli. Sì, grazie. Non ce la faccio più. Io lo sento che Claire è morta e sono sicura. Ma su, Bill, come puoi dire una cosa del genere? Povero signor Harrison, gli si spezzerebbe il cuore quando lo verrà a sapere. Ma no, non fare la sciocchina. Come sta
Chris. Oh, lui bene. Lo sai com'è fatto, no? Scusami, sai, Jess? Sono proprio arrivata, mi sa. In più ho preso delle pillole per il raffreddore che mi hanno messo a terra. Non ti dispiace se vado a dormire? No, sta tranquilla, figlia. Non ti secca davvero? Oh, certo che no. E cerca di riposare. Chiamami se ci sono novità. Sì, sì, d'accordo. Ti chiamerò. Grazie. Buonanotte. Notte. Certo. Verrà anche tutto registrato. Ok. Naturale. Sì. Guarda che mi servono almeno 5 minuti per localizzarlo. Mi raccomando, insistete con quelle ragazze perché gli diano corda e lo tengano in linea. Speriamo. Quindi dovrebbe essere uscita senza cappotto. Tutto normale. Va bene, grazie, indagheremo. Cose da matti. Graham dice che è finito giù alla centrale. Quando chiamano in casa delle ragazze squilla anche questo. E in più c'è collegato anche un registratore. Non fa prova, ma può sempre servire. Perfetto, grazie. Tenente, sono tornati dall'obitorio. Sì, vengo. La mia bambina, lenti il cuore, la Barbara, che ti succede? Cerca di calmarti. Ora passa, vedrai. Sta un po' meglio. Su, sta passando. Io ho avuto una specie di incubo. Ho creduto di vedere un'ombra che entrava nella mia stanza. Per la paura mi è venuto questo attacco. Su, cerca di calmarti adesso e di dormire. Und der King of
sai. Per fortuna ci sono qua io. Cosa c'è? Jane, fa salire i bambini in macchina. Perché? Che succede? Insomma, fa come ti ho detto, per favore. Va bene, andiamo. Forza, Dai, bambini. andiamo. Svegli, La signora svegli. deve andare via. Non lo so. Forza, andiamo. Signorina, Dai, non tenga. spingere. Grazie. E buon Natale. Hanno ucciso una bambina qui nel parco stanotte. Sì, l'ho saputo. La chiamano al telefono. Mi scusi, buonanotte. Buonanotte, auguri. Cerchi di sbrigarsi. Dica, la chiamata è inserita sul selettore numero 9. Pronto? Oddio mio, no. Sì? Jess, niente da fare. Non c'è stato tempo di localizzarlo, deve cercare di trattenerlo di più al telefono. Sì, tenterò. Quando ha detto Dio mio no, è perché ha ricordato qualcosa? No. Mi è venuto così senza pensare. Ah, le altre telefonate erano sempre confuse e caotiche come questa? Sì, tutte uguali. Cambia spesso di tono e di voce. Ah, a proposito, volevo chiederle, chi era quel giovanotto che è uscito mentre io entravo lì da voi? Avevate litigato? Da momenti mi accoppa questo vecchio pazzo. Ma sei ferito? No, non è niente, sergente. Una scarica di sale nel culo. Mi scusi, Jess, ora ho da fare, la richiamo. Vorrei vedere te. No, non abbia paura. Sì, la richiamo tra poco e vedrà che lo prenderemo. Barney, avvisa il dottore. Quel figlio di un cane andava a spasso nel mio orto di notte. Beh, poteva essere il padre eterno in persona. Che diavolo succede qua dentro? Questo qui ha sparato a Joego. Gli ho sparato sì, e dica ci riprovi a calpestarmi l'orto in quel modo. Gli ha salato i prosciutti per bene. D'accordo. Vedrai che quanto salato costerà salato anche a te questo scherzetto. La prossima volta invece del sale userò il piombo. Te lo sfondo il culo. E non spingere tanto. E se ti metti a ridere, Buchanan, ti spedisco nei Boy Scout, te lo giuro. No, non sparti i coglioni, giù le mani. Ma se pensi davvero che sia Peter, perché non l'hai detto subito al tenente Fuller? Perché non ne sono proprio sicura. Gesù se la piantasse. Chiunque sia dovrebbe piantarla. Non sono riuscita a dormire neanche un istante. C'è stato un tale chiasso in casa. Canti, telefonate, urla. Già, a proposito, chi è che urlava tanto? Barbara, le è venuto un attacco d'aria. Ha avuto un incubo. Come sta ora? Meglio, si è addormentato. Quello al telefono mi ha ripetuto quasi parola per parola ciò che mi ha detto Peter stasera. Magari sarà stata una coincidenza. Oddio, Bill, non lo so. Mi vengono i brividi.
Non starti a tormentare, Jess. Peter, ma è impossibile che sia proprio Peter. Non che a me piaccia, lo sai, ma addirittura essere un maniaco. No, Peter no, non è da lui. È sempre stato così affettuoso. Oh, figlio, non lo so più, ho solo tanta paura. Anch'io. Vediamo un po' se quel poliziotto è ancora là fuori. Meno male. C'è. Pronto? Jess, Sì? ti prego, aiutami, amore. È Peter. Non mi lasciare. Senza di te sono finito. Su, Peter, non fare così. Bisogna essere ragionevoli nella vita e non lasciarsi andare a fare colpi di testa. Sì? Sono Bill Graham. Le rintraccio anche questa? Sì, non si sa mai. Bene. Jess, non possiamo eliminare il nostro bambino. Ti scongiuro. È un peccato di Dio privarsene. Peter, da dove chiami? Mi fai contento, Jess? Lo sai quanto ci tengo a questo figlio. Se neanche era previsto. Jess, è come ammazzare una persona. Ora basta, Peter. Mio figlio, non puoi, Jess, non puoi. Ti prego, ti so. Vedremo. Ora dimmi dove sei. Abbiamo toppato. Già, devono tenerlo in linea più a lungo. D'accordo. Pronto? Jess, sono il tenente Fuller. Mi vuole spiegare questa telefonata? Lei ha sentito tutto? Sì. Cos'è questa storia di uccidere un bambino? Jess, può essere molto importante. Io sono incinta e avevo detto a Peter che volevo abortire. E quando ne avete parlato? Oggi. Solo oggi? È sicura? Sì. È come ammazzare una persona. Coi tempi che corrono è un modo un po' drammatico di impostare un problema piuttosto comune. Peter è un artista e in questo momento è un po' giù di nervi. Nevrotico, può essere? No, non più di tanti altri, tenente. Jess, mi sta dicendo la verità. Ho la sensazione che lei mi stia nascondendo qualcosa. Non voglio dire che sia Peter, ma se è lui, gli serve aiuto. Lo capisce, sì? E prima è, meglio è. Ora ci pensi bene, Jess, e mi dica, Peter è mai stato con lei mentre riceveva qualcuna di queste maledette telefonate? Sì. Sì che c'è stato. Era qui in casa quando ho risposto al telefono. Ma certo, non può essere stato lui. Phil, non può essere Peter, era qui. Beh, è chiaro che anche lui sarà sconvolto da tutta la faccenda. Gli vorrei parlare, dove posso trovarlo? Beh, è interno al conservatorio. Ma quando è così agitato, in genere va a scaricarsi al piano nella sala dell'auditorium. Può provare là. Senta, Jess, se dovesse telefonarle ancora, cerchi di trattenerlo in linea più a lungo possibile, se no non facciamo in tempo a rintracciarlo. Sì, me l'ha detto. E ci proverò anche se non mi va. La capisco. Lei è una ragazza in gamba, Jess, andrà tutto bene. Ci sentiamo più tardi. Va bene. Thank God. I knew it couldn't have been Peter. Graham dice che partono dalla periferia, dalla parte sud della città. Ma se non lo becca preciso è come cercare il famoso ago nel fienile. Piazziamo delle autopattuglie alla periferia sud e speriamo che quel bastardo chiacchieri un po' di più. Jess, ne vuoi una di aspirine o due? Due, per favore. Ok. Jess! Jess!
cercavano Claire con noi nel parco. Sì? Mi spiace di avervi spaventate, signorina. Diamo una mano alla polizia. Che cosa volete? Domandiamo a tutti se hanno notato niente di sospetto in giro stasera. Niente tranne voi due. Ma figlia. Beh, me l'hanno fatta fare sotto. Ci scusi, signorina, ma controlliamo perché hanno ammazzato una ragazzina nel parco. Sì, l'abbiamo Siccome sentito. l'assassino potrebbe essersi nascosto in qualche casa... Vi faremo entrare in casa, ma siamo Sotto il letto non c'è, ho già guardato. Oh, allora non abbiamo intenzione di scocciarvi oltre proprio durante la notte di Natale. Ma non ci avete detto però se avete notato niente di sospetto qui. No, proprio niente. Beh, comunque chiudetevi dentro la chiave e non aprite a nessuno, non si sa mai. Mi Sì, raccomando, grazie, faremo bene. così. Oltre a noi due ci sono altri uomini che battono la zona, Sì. quindi potete stare tranquille. Ci Bene, sarà sempre grazie. qualcuno nei paraggi. Però ricordatevi lo stesso di sparare porte e Buonanotte, finestre, capito? buonanotte. A momenti preferivo l'assassino. Sì, scherza tu. Ma lo sai che questa è l'unica porta di tutta la casa che si può chiudere a chiave? Nash. Chiama per telefono l'addetto all'ufficio schedario. Fatti dare tutto ciò che hanno su uno studente, un certo Peter Smith, del conservatorio. E dia a una macchina di aspettarmi qui sotto. Bene. Sei sveglia? Sei di sopra? Phil! Tenente, quel pazzo sta chiamando di nuovo. Sono Grant, gruppo 140, terminale 55. Il tuo papà, un sonno lieve.
Tita. Tenente Fuller? Sì, Nash, cosa c'è? Sull'altra linea, tenente. Dice che ha rintracciato il numero e l'indirizzo. Sì, dimmi. La telefonata proveniva dal numero 6 di Belmont Street. Non diciamo idiozie, Nash, una volta tanto. Quella è la casa dove ricevono le telefonate. Lo so, ma Graham mi ha confermato che la chiamata avveniva proprio di lì. Oh, Cristo. Jennings? 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 Rispondi, sono il tenente Fuller. Nash? Nash? Sì, tenente. Senti, non riesco a mettermi in contatto con Jennings, quindi telefona tu a quella ragazza. Nash, sii calmo e non farle capire che quel tizio ce l'ha in casa. Dille solo di abbassare il ricevitore e di uscire alla svelta e senza commenti. Io sarò là tra 5 minuti. Nash, se le dici una parola di più t'ammazzo. Phil! Phil! Dove sei? Puoi rispondermi, no? Pronto? Who is this? It's Jess. Miss Bradford, this is Sergeant Nash. Are you the only one in the house? No. Phil e Barbara sono di sopra, a letto. Perché? Niente, niente. Ora mi stia a sentire e faccia esattamente ciò che io le dico, senza tante domande. No, niente domande. Adesso abbassi il microfono, vada verso la porta, la apra, esca e fili via di corsa. Perché devo uscire? Signorina Bradford, la prego, faccia come le dico e basta. Va bene. Avverte solo Phil e Barbara. No, non vada di sopra, Jess. Jess, quel maniaco è lì, in casa. Le telefonate vengono proprio di lì. Jess! Scappi, Jess. E non vada di sopra. Esca subito, le dico. Signorina Bradford! Signorina Bradford! Jess, mi sente? Signorina! Phil! Barbara! Vi prego, rispondetemi! Phil! Barbara! Rispondetemi, vi prego! Parlatemi, supplico!
Mina, sono io. Vieni. Non dire a nessuno che cosa abbiamo fatto, capito? È il nostro segreto. Jess! Jess! Jess, sei lì dentro? Jess, cos'è successo? Jess! Jess. 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 Sei qui. Jess. Sono io, esci fuori. Jess. Jess, non fare la sciocca. Jess, perché ti nascondi? Cos'erano tutte
quelle urla. Jess, tu però, che diavolo stai combinando qui? Jess. Peter Smith. Dentro di me lo sentivo che era lui l'assassino. Ma perché Peter avrebbe ammazzato tutta questa gente? Non lo so. Le telefonate comunque probabilmente le faceva dopo ogni omicidio. Povera Jess. Deve essere stato orrendo. Una cosa atroce. È ancora sotto shock. Quanto tempo ci vorrà prima che lei possa parlare, dottore? Giusto qualche domanda? Resterà così per 3 o 4 ore e poi la troverà anche dopo un po' confusa. Quando arrivano i suoi genitori? Tra un paio d'ore. Vengono in macchina da Unionville. Li aspetterò qui anch'io. Ma date le condizioni in cui si trova, non conti di poterci parlare fino a domani pomeriggio, tenente. Nessuno ha avvisato Patrick Cornell? Chi? Il ragazzo di Phil. Fa niente, ci penso io. Ah, tenente, mi sa che dovremmo spedire i corpi all'obitorio di Leavenville. La saletta di medicina legale qui non è attrezzata per riceverne tanti tutti insieme. Sì, d'accordo. Dì al giudice istruttore di far fare le autopsie al più presto e chiama i genitori per le identificazioni. Sì, signore. Penso che sia meglio lasciare tutto il resto come sta. I ragazzi della scientifica saranno qui tra circa un'ora, hanno detto. Ma è stata la ragazza? Sì, Giornalisti, tenente, e tecnici della televisione. I soliti avvoltoi. Fuori, mandali al diavolo. Digli che vengano più tardi in ufficio, magari. Mi faccia stare zitti. Più tardi mi dirà qualcosa il tenente. Eccolo il tenente. Via, dietro. Qui? Sì, il padre di Clarari sono qui, ma non può dirmi. Tuo figlio non è ancora stato ritrovato. Su, fuori ora, fuori. Venite più tardi nell'ufficio. Non toccate niente che deve ancora venire la scientifica. Che? Un collasso. Mi aiuti a portarlo giù. Meglio ricoverarlo in ospedale. Vedrà che Claire è viva, signor Harrison. Ritornerà, ne sono sicuro. Qualcuno mi dà una mano, per favore? L'aiuto io. Nash, aspetta tu quelli della scientifica. Va bene, tenente. Ma che diavolo ha questo qui? Ha avuto un collasso. Dobbiamo portarlo all'ospedale. Non può procurarci una macchina, sergente? Sì, vi porto io, andiamo. Ah, venga anche lei, dottore. Sì, d'accordo.
abbiate paura. Solo io